Un manifesto con su scritto "Hai talento politico, ti voglio con me" e una lettera che invita tutti i cittadini di Mogliano Veneto a partecipare ad un talent scout. Da qui parte la campagna politica lanciata dal sindaco uscente di Mogliano Giovanni Azzolini. Il primo cittadino si rimette in gioco e si candida alle prossime elezioni. Sfiderà tutte le altre 6 compagini che scenderanno in campo durante le amministrative di fine maggio. Richiama i cittadini a scendere in campo e a fare politica. La politica non è una cosa brutta, la politica è il bene, è l'amore della propria città. In tanti so che a Mogliano hanno questa incredibile capacità di lavorare per la città che amano. Per questo dal 17 marzo partiranno delle selezioni per scegliere i candidati. Dopo aver ascoltato i cittadini verranno scelti quelli con più passione e talento e entreranno a far parte delle 4 liste civiche che Giovanni Azzolini vuole presentare. Una dei giovani, dai 18 ai 26 anni, una principalmente di donne, poi vorremmo comporre una lista trasversale di imprenditori e sportivi mescolati insieme e perché no, una lista di saggi, quei senior, quegli over che continuano tanto a dare nel mondo del volontariato, ma non solo, che lavorano in famiglia, pensiamo ai tanti nonni che danno una mano alle nostre città. La volontà del sindaco uscente è quella di unire alle 4 liste civiche anche i partiti di centrodestra di Mogliano Veneto, una grande coalizione con al suo interno Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Lega Nord, ma il carroccio è sempre più preso da divisioni dopo la decisione di Giannino Boarina di correre da solo. In tanti che hanno fatto parte di questa coalizione vogliono correre da soli con una loro lista. Io cercherò di rimettere tutti assieme perché abbiamo governato bene, abbiamo messo da parte un sacco di risorse, abbiamo un avanzo incredibile, l'ho detto anche a Renzi l'altro giorno, di 5 milioni di euro che vorremmo spendere per fare le tante opere di cui Mogliano ha bisogno.